raccolta firme contro questa pessima autonomia differenziata sta andando a gonfie vele, invitiamo tutti a continuare a firmare. Io credo che sia una riforma che spacca in due un paese che ha bisogno di essere ricucito, fa male anche al nord, fa male anche al mondo produttivo, perché oggi che avremo bisogno di un'unica politica energetica comune europea, perché abbiamo i costi energetici più alti d'Europa in Italia. Questo lo sanno bene le famiglie che fanno fatica a pagare le bollette, ma anche le imprese che perdono competitività. Non è il momento in cui frammentare in 20 sistemi energetici diversi, giusto per citare uno dei temi che secondo questa pessima riforma potrebbe dividersi per tante quante sono le regioni italiane. Noi andremo avanti su questa raccolta, insisteremo e sono fiduciosa che riusciremo a bloccarla con il referendum, che questa autonomia rischia di essere il colpo di grazia su un servizio sanitario nazionale già stremato a causa dei tagli di Giorgia Meloni e anche del blocco del personale che noi chiediamo da sempre di sbloccare. Ci hanno affossato una legge in Parlamento che chiedeva una cosa banale: più risorse e più personale, perché i reparti si stanno svuotando e le liste d'attesa si allungano all'infinito. Ma voglio dire, come rispettiamo il diritto alla salute degli italiani se devono aspettare un anno e mezzo per fare una mammografia o una gastroscopia? Crediamo che questa debba essere una priorità trasversale a tutte le forze politiche e noi insisteremo anche sulla prossima manovra che ci siano adeguate risorse per la sanità pubblica. Già oggi c'è tanta migrazione sanitaria dalle regioni del sud verso le regioni del centro e del nord. È un altro dei motivi per cui l'autonomia è dannosa anche dal punto di vista del nord, naturalmente. Volevo aggiungere, scusate, una cosa, poi devo iniziare una cosa sul fatto di San Giuliano. Gliel'avevo chiesto. Esatto. Le dimissioni di San Giuliano arrivano tardive, ma sono comunque l'atto più opportuno da quando è ministro. È lo specchio della classe dirigente di Giorgia Meloni, una classe dirigente arrogante, inebriata di potere, che ha passato il tempo a occupare posizioni nella cultura, hanno fatto disastri sul cinema, c'è stata una lettera durissima in questi giorni da parte del comparto del cinema, che è un'eccellenza italiana da salvaguardare, e per le lentezze e per la foga ideologica di questo governo ha visto una disoccupazione sfrenata. Rischiamo di perdere competenze vitali proprio nei giorni in cui Venezia è una finestra sul cinema italiano nel mondo. Abbiamo visto la foga con cui hanno occupato la RAI, abbiamo visto veramente da ogni punto di vista una foga di occupazione di posti di potere. Non abbiamo visto né dal ministro dimissionario né dagli altri di cui abbiamo discusso in questi mesi, Del Mastro, Santanchè, hanno fatto perdere tempo al paese a parlare delle loro beghe, anziché mettere al centro il diritto alla salute, il diritto allo studio degli italiani, il fatto che i redditi reali in Italia sono più bassi di 6 punti rispetto al 2008. Di questo si dovrebbe occupare questo governo, invece anche in questi giorni la Presidente del Consiglio ha dovuto perdere un'ora e mezza a guardare degli scontrini anziché occuparsi dei costi dell'energia, dei salari bassi degli italiani e delle liste d'attesa. Ecco, non è un governo serio. Grazie.